Buongiorno, signorina. Buongiorno, buongiorno. È occupato mio fratello? Sì, signorina, sta eseguendo un'estrazione. Poi ci sono altri clienti che aspettano in salotto. Va bene, quando ha finito ditegli di salire subito dalla macchina. Signorina. Dov'è la mamma? È di là nel salotto. Qui c'è un dito di polvere. Guarda. Guarda! Signora, io la... Ho detto 1000 volte che non basta passare lo straccio. Bisogna prima togliere con la spazzola la polvere dagli intagli. Mamma! Sono qui, Geltrude. Prendi la spazzola e pulisci. Accidenti! Che c'è? Che cosa vuoi? Ti sei pulita le scarpe nel tappetino prima di entrare? Sì, sì, mi sono pulita. Fatto dare adesso la tira sui pavimenti? Mamma, c'è una cosa gravissima. Cosa? Poco fa, vicino a Piazza del Popolo, ho visto Grazzi. Rosina, va a chiamare papà. È bene che lo sappia anche lui. Ma che è successo? Sentirai, sentirai. Digli che venga subito qui, che è urgentissimo. E di Annetta che vada su a chiamare il commendatore. E che si puliscano le scarpe prima di entrare. Signor Cavaliere, la signora e la signorina la vogliono subito di là. A momenti vengo, finisco prima di innaffiare i fiori. No, dicono che vada subito. C'è una cosa gravissima. Gravissima? Di che cosa? Non lo so. La signorina è arrivata tutta agitata. Hanno mandato a chiamare anche il commendatore. Ho pervato. Si pulisca le scarpe prima di entrare. Perché non va ad aprire? Abbi pazienza, tranquillo, starà in cucina. Dalla cucina all'anticamera non ci sono 2 chilometri. Ecco, ha aperto. Ma chi è? Non lo so. Signor commendatore. Che c'è? Non lo so, signor commendatore. Come non lo sai? Deve essere accaduto qualche cosa di molto grave giù da suo fratello. Oh, La signora Eleonora ha mandato a dire che lei scenda subito. E va bene, scendiamo. oh mio Dio, che cosa sarà successo? Ma niente, probabilmente una delle solite esagerazioni di mia cognata. Devo venire anch'io? Veramente tu sei un elemento inutile ed ingombrante. Ma se c'è da piangere o da svenire, puoi servire anche tu. Andiamo. Apra. Ancora. Abbia pazienza ancora un momento, ma bisogna eliminare ogni residuo di carie prima di procedere all'impiombatura. Se non sta fermo posso farle del male. Ecco fatto. Si sciacqui. Professore, sua madre ha mandato a dirle che ha urgente bisogno di parlarle. Ora non posso muovermi, appena mi sarà possibile salirò da lei. Va bene. Ecco qua. Vedrà che adesso con un'altra trapanatina tutto andrà a posto. Povero Tullio. Se potesse immaginare di che si tratta. Forse sarebbe meglio informarlo con un biglietto. No, per carità. Povero figlio mio. Una notizia così terribile. E poi mi pare che più tardi lo sa e meglio è. Ma niente affatto. Noi abbiamo il dovere di aprirgli gli occhi. Il silenzio in questi casi diventa complicità. Giustissimo. Piuttosto tu sei proprio sicura di averla vista? E come? M'è passata vicino e ho sentito chiaramente che diceva: adesso andiamo a cercare una bella strada deserta dove non ci possa vedere nessuno. Che scandalo. Oh, che scandalo. Cose dell'altro mondo. Tranquillo, ti prego, non buttare la cenere per terra. E Tullio, povero figlio mio che se ne sta giù sereno, senza immaginare. Tullio è un cretino. Perché quando si ha una moglie come Grazia, non si può starsene lì sereno e tranquillo a cavar denti al prossimo. E che cosa dovrebbe fare, poveraccio? Ma non lo so, vigilare, sorvegliare, altrimenti non c'è da meravigliarsi se un giorno si trova con un bel paio Tranquillo. Scusa, hai ragione, ma capirai, io mi metto nei suoi panni. Se fosse capitato a me che mia moglie... Oh. Già con mia moglie non poteva capitarmi.
Insomma, quello che importa è di metterlo in guardia. Credo che la cosa migliore sia che gli parli tu. Io? Ah, no, parlategli voi. Io vado a innaffiare i fiori. Ad annaffiare i fiori? Ma ti pare questo il momento di annaffiare i fiori? Tuo figlio si trova in questi guai e tu, che sei un padre, ti disinteressi, ti assenti. Già, il vero colpevole di questo stato di cose sei proprio tu. Io? Sì, perché io non volevo che Tullio sposasse Grazia. E neanche io, eh. Troppo carina, troppo elegante. Oh, e poi è civetta e vanesi. Per Tullio ci sarebbe voluta una ragazza semplice, posata, casalinga. Sicuro? Magari bruttina e anzianotta. Io l'ho sempre detto. È sprecata per Tullio quella bella figliuola. Prima o poi gli regalerò un bel paio di... Tranquillo. Già, voi mi avete capito. Beh, ma è inutile recriminare. Quello che è stato, è stato. Ora bisogna che lui provveda a tutelare il suo onore. 4 schiaffi a lei e una buona sciabolata all'altro. Madonna santa. Sta zitta. Beh, cosa fa? Viene o non viene questo disgraziato? Le fa ancora male? Più di prima. È un'impressione. Faccia degli sciacqui con una soluzione di acido fenico e ritorni dopodomani, eh? Va bene. Arrivederla. Come va? Male, dottore. Ehi là, perché? Male. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Ma cosa le è successo? Un dolore d'inferno. Ah, so che cos'è. È il nervo. Ma vedrà. Adesso noi uccideremo questo nervo e così le passerà anche il dolore. Apra. Professore, Cosa c'è? sua madre fa chiedere ancora una volta se può salire. Vengo subito. Abbia pazienza un momento, Torno subito. Intanto il nervo muore. Dottore. Un momento, torno subito. Ich gebe sie dir. Warte, das beruhigt dann. Eccolo. Mi raccomando, diglielo con precauzione, con riguardo. Non abbiate paura, lasciate fare a me. Beh, dunque, ma cos'è accaduto? Cos'è? Dunque, caro figliuolo, pare che tu sia becco. Come? Tranquillo. Tua moglie è stata vista poco fa in automobile con un giovanotto. Ma come? Con un... Sì, vicino a Piazza del Popolo. L'automobile si è diretta verso la campagna alla ricerca di una strada deserta. È inutile aggiungere altri particolari. Ma come Grazia? In automobile con un giovanotto? Senza dubbio, l'ha vista Geltrude. Capirai, ragazzo mio, che quando una donna se ne va in campagna con un giovanotto a cercare una strada deserta è facile immaginare il seguito. Perciò devi agire con energia. Oh. Prima di tutto fatti dire il nome di questo giovanotto e vallo a prendere a schiaffi. E dopo aver regolato la questione con lui con un paio di brave sciabolate, prenderai tutti i provvedimenti del caso contro di lei. Sei d'accordo? Sì, ma bisognerebbe sapere, essere sicuri, no? Prima di... Sì, mi pare che abbia ragione lui. Sta zitta tu, che non capisci nulla. Qui c'è poco da sapere. I casi sono 2. O Tullio è un vigliacco e allora tace e continua a cavar denti al prossimo mentre sua moglie va a fare le scampagnate coi giovanotti. O Tullio è un uomo, un vero uomo, e allora fa un macello. Dai, vediamo un po'. Cosa sei tu? Un uomo o un vigliacco? Ma un uomo, si capisce! Ma potrebbe anche darsi che ci fosse un errore, un equivoco. Ecco, me l'immaginavo. Tu sei già pronto ad accogliere tutte le scuse, ad accettare tutte le menzogne. Ma quali menzogne? Se non sappiamo ancora nulla. Come nulla? L'ho vista io con i miei occhi, l'ho udita con le mie orecchie. È un vigliacco. Andiamo via, Giovanna, andiamo via. Noi non abbiamo più niente da fare qui. Ma abbi pazienza, zio. Ragioniamo con calma. Fra poco Grazia ritornerà a casa, allora l'interrogheremo, sapremo. E se veramente sarà colpevole, allora faremo un macello, come dici tu. È arrivata. Chi? La signora Grazia. Oh mio Dio. Calma, non perdiamo la testa, Bisogna interrogarla subito per non darle il tempo di trovare delle scuse. Decisione, risolutezza e pochi complimenti. Andate subito dalla signora Grazia
e ditele di venire su. Ordine di suo marito. Ordine... Ordine. Sarai abituato, spero, a ordinare in casa tua. Sì, ma forse sarebbe meglio dirle solo che la mamma desidera parlarle. Va bene, come volete. L'importante è che venga subito qui. M'ha detto l'infermiera ad avvertirla che sono arrivati altri 2 clienti e che quello che aspetta soffre molto. Scendo subito, che abbia pazienza ancora un momento. Direte all'infermiera che li mandi all'inferno e se hanno premura vadano a farsi curare da altri. E dice, verrà. Sì, è questione di secondi. Ma tenga la bocca aperta. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Buongiorno, papà. Buongiorno, grazie. Buongiorno, zia. Buongiorno, zio. Buongiorno. Ciao, Tullio. C'è molta gente giù in salotto, eh? Sì, lo so. Guarda che bei papaveri. Li ho colti io stessa. Per te e per la zia. In campagna. In campagna. Metà per la mamma e metà per la zia. Lascia andare, non è ora di papaveri. E poi sta attenta, mi sporchi tutta la tavola. Cosa c'è? Si può sapere cosa avete? Che abbiamo? Diglielo, Tullio. Io? Senti, zio, forse è meglio che glielo dici tu, no? Va bene, glielo dico io. Mettiti a sedere e rispondi alle mie domande. Grazia, questa mattina tu eri l'automobile. Sì, è vero. Un'automobile di colore... Che colore? Verde. Oh, ciao Geltrude, non t'avevo vista. Non divaghiamo. In quell'automobile verde c'era un uomo giovane. Sì, avrà avuto più di 40 anni. Non cerchiamo scappatoie. Un uomo di 40 anni è un giovanotto. E chiamiamolo giovanotto. Tu sei andata in campagna con questo giovanotto a cercare una strada deserta dove non potesse vederti nessuno. Evidentemente devi averla trovata perché da quando Geltrude ti ha vista fino ad ora sono passate 2 ore e un quarto. Spero che non vorrai negare questi fatti. E chi lo nega? Siamo andati in campagna. Ad un tratto abbiamo imboccato una strada molto pittoresca che passa tra bellissimi prati, tutti rosseggianti di papaveri. Che meraviglia! Sfido io. Siamo all'epoca della fioritura. Sta zitto tu! Lì ci siamo fermati un quarto d'ora, ho colto dei papaveri e poi siamo tornati indietro. E hai il cinismo di raccontarcelo. Sì, visto che ci tenete tanto a saperlo, è inaudito. Oh mio Dio. È mostruoso. E tu? Tu non hai niente da dire. Sicuro che ho da dire. Beh, Grazia, mi spiegherai, no? Ma sì, vi spiego tutto. Tanto ormai sarebbe inutile nasconderlo, no? Ricordi quello che ti dissi un mese fa? Che ti avrei preparato una bella sorpresa? Sì, me lo ricordo, sì. Te l'ho fatta. Ah, brava, gliel'avevi anche detto. Capito mica niente lui, eh? Sì, figurati se lui... Grazia. Ecco la sorpresa. Domani avrò la patente. La patente? Che patente? La patente di guida. Ho preso 10 lezioni. Domani do l'esame e domani stesso mi consegnano la patente. Ma allora quel giovanotto che era con te in automobile? Era il mio maestro di guida. Ah, era il suo maestro di guida! Perché? Cosa credevate? Ma niente, cosa vuoi che credessimo? È lui che si era montata la testa e... Io. Allora, visto che tutto è chiarito, vado ad innaffiare i fiori. Anche tu, stupida, potevi immaginarlo. Però io disapprovo ugualmente. Se mia moglie avesse osato prendere lezione... Io? Oh, per carità, non c'è pericolo. Ma Grazia, non avrai mica intenzione... Ma certo, tutte le mie amiche guidano. Volete vedere come sono brava? Grazia, cosa vuoi fare? Niente, non abbiate paura. Guardate dalla terrazza. Grazia! Aspetta, cosa fai? Ammirate! Accidenti, che colpo. È morto? Anche se non è morto, le responsabilità per l'investimento sussistono. Una responsabilità penale che riguarda la persona che ha compiuto l'investimento, cioè la signora.
Una responsabilità civile che riguarda il proprietario della macchina investitrice, cioè il dottore. La responsabilità civile comporta un indennizzo finanziario per i danni arrecati. La responsabilità penale comporta delle pene che possono essere di una certa gravità. La prigione? Sì, signora, anche la prigione. Povero Tullio, ti mettono in prigione. Ma no, a me no, io ho la responsabilità civile. È lei che va in prigione. Grazie, in prigione. O non piangere, sai? No, si tranquillizzino che in prigione non ci andrà né l'uno né l'altro. Se fra le due parti interviene un accordo prima del processo, la questione si potrà risolvere con una piccola pena pecuniaria, una contravvenzione. E allora cosa si deve fare? Cosa si deve fare? Bisogna pagare tutto quello che ha chiesto quell'altro. E allora paga. Che cosa aspetti? Un momento, si tratta di 150.000 lire. E che vorresti fare andare in prigione tua moglie? Ma no, che c'entra? Se lo meriterebbe. Se fosse mia moglie, non muoverei un dito per salvarla. Hai ragione, zio, hai ragione. Una lezione se la meriterebbe. Annibale, dai un portacenere a tuo fratello. Figliuola mia, ma che idea ti è venuta di guidare la macchina? Volevo provare. Oramai sapevo guidare benissimo. Abbiamo visto come sapevi guidare. Ma che c'entra? Una disgrazia, un attimo di distrazione. Invece di spingere il pedale del freno, ho spinto quello dell'acceleratore. È una cosa che può capitare a tutti. Ah già, roba da nulla, specialmente quando c'è un povero disgraziato davanti. Ma se anche tu avessi saputo guidare come un asso del volante, non potevi, perché non avevi la patente. Infatti, questo aggrava maggiormente la situazione della signora. Guidare senza patente è già un reato. Si è fatto molto male. Sfido, gli è arrivato d'improvviso l'automobile addosso, si è rotto una gamba, un braccio, non so, un sacco di roba. E capisci, zia? Ci sono due pedali che stanno vicini. Dopo ho frenato, ma ormai... Già, ormai non c'era più bisogno. Eri arrivata contro il lampione? A proposito, ho ricevuto il conto del carrozziere, 1.300 lire. E il lampione poi, chissà quanto me lo fanno pagare. E bastasse, ci sono poi le 150.000 lire da dare a quell'altro. Beh, ormai quello che è stato, è inutile recriminare. Va bene, ma capirà, un pover'uomo lavora, fatica, riesce a raggranellare qualche economia e d'improvviso, zang, 150.000 lire da dare a un tizio qualsiasi che non si sa neppure che faccia abbia. Signora Grazia, vuoi scendere un momento? Cosa c'è? La sua cameriera mi ha detto che hanno portato i gelati. Gelati? Che gelati? Sì, abbiamo ordinati gelati. Se viene quel signore si dovrà discutere. Ah, ho capito. Volete dolcificare l'avversario? Già. Un gelato, qualche pasterella, non ci sta male. No. Ma davvero, signora, c'è pericolo che la mettano dentro? Ma chi ti ha detto queste sciocchezze? Lo diceva il giardiniere della villa di fronte. Il fidanzato della sua figliola è stato dentro 6 mesi. 6 mesi? Oh, ma non si preoccupi, signora, finirà tutto bene. Con un bel faccino come il suo, chi vuole che abbia il coraggio di condannarla? Diranno che la colpa è tutta di quell'altro. Quale altro? Lui, quello che è andato sotto. Ah. A proposito, adesso come sta? È guarito? Sì, credo, deve venire oggi. E allora che bisogno c'è che la faccia tanto lunga? Capisco se fosse morto, ma se è vivo. E invece pretende 150.000 lire. Che mascalzone. No, il dottore non riceve, ripassi domani, prego. Grazie signora, ma io non cerco il dottore. No? Cioè, lo cerco, ma non come dentista. Scusi, ho l'onore di parlare con la moglie del dottore. Sì, sono io. Fortunatissimo. Io sono Piero Gualandi. L'investito. Scusi, non avevo riconosciuto. Vogliamo salire al piano di sopra? Al primo piano? Ma scusi, non abita qui il dottor Tullio Siriani? Sì, ma sopra abitano i genitori. Allora se vuole accomodarsi. Va bene, come desidera. Permetta che mi riposi un momento. Sa, la mia gamba... Oh, si immagini. Se vuole entrare. Grazie, molto gentile. Ma non vorrei disturbare. Per carità, s'accomodi. Vai. Aspetta. Vai. Non qua, di là. Grazie. S'accomodi su quella poltrona, starà molto meglio. Le fa molto male? Che cosa? La gamba? Un poco. Vuole qualche cuscino, un appoggio? No, grazie, non importa. Oh, Niente, è il tendine. Quando faccio uno sforzo... allora sarà meglio mettere il cuscino. Grazie, molto gentile. Oh, Niente, molto gentile. vuole una sigaretta, vuole fumare? Grazie. Prego. Faccio io. Grazie.
Si è fatto molto male? Frattura multipla al femore, frattura all'avambraccio, ferita lacero-contusa nella regione frontale e scoriazioni ed echimosi nelle varie parti del corpo. Insomma, niente di grave. Oddio, poteva andar peggio. 2 mesi di letto e 45 giorni di ingessature varie. Per fortuna è completamente guarito. Stavo meglio prima. Per bene che vada, rimarrò sempre con qualche tendine accorciato e con una cicatrice sulla fronte con sfregio permanente. Beh, piccole cose. Piccole cose? No, volevo dire che se avesse perduto una gamba o un braccio sarebbe stato peggio, vero? Ah, sì, senza dubbio. Ma se non avessi tendini accorciati e lo sfregio permanente sarebbe meglio. È vero. Credo che mi è dispiaciuto moltissimo. Le giuro che non l'ho fatto apposta. Oh, non ne dubito, signora. Se erano pochi giorni che avevo imparato a guidare, non era ancora molto pratica. Me ne sono accorto. Una grande disgrazia. Sì, ma non gliene servono ancora, signora. È molto buono. Si figuri, signora. Sono le 5:10. Ormai non viene più. Già, appunto. Io quasi quasi vado a tagliare l'insalata. Ma lei è sicuro di avergli detto alle 4:30? E diamine, ho visto il suo avvocato stamattina che mi ha confermato che alle 4:30 sarebbe venuto qui. Sì, ma sono le 5:10. Se avesse un po' d'educazione per dirci... Non ti esaltare, tranquillo. Non ti esaltare. Si riposi ancora un poco. Anzi, se vuole posso far scendere gli altri. Quali altri? L'avvocato, i parenti. Sa, era per vedere se si poteva venire ad un accordo. Sì, capisco, io non chiedo di meglio. Ecco, ero sicura che parlando con lei ci si sarebbe intesi subito. Invece si sono messi di mezzo gli avvocati. Già, gli avvocati tendono sempre a complicare le cose. Appunto, cominciano a parlare di responsabilità civili, penali. Ma dica lei, le pare necessario arrivare ad un processo? Ah, no, i processi è sempre meglio evitarli. Non si sa mai dove si vada a finire. Bravo, appunto quello che dico anch'io. Si capita con un giudice di cattivo umore, il quale, come niente, è capace di affibbiare un paio d'anni di reclusione. Un paio d'anni? Sì, è già capitato, sarebbe una cosa dolorosissima. Ma se possiamo venire ad un accordo, si evita il processo e non c'è più nessun pericolo. Ma allora veniamoci a questo accordo, santo Dio! Veniamoci! È appunto quello che io desidero, ma pare che sia proprio suo marito ad opporre delle difficoltà. Lasci stare mio marito, dica a me cosa bisogna fare? Ma credo che l'avvocato abbia già esposto le condizioni. Sì, pagare i danni. Già? 150.000 lire. Sì, credo. Non so, sa, sono poco pratico di queste cose. È la prima volta che mi capita di essere investito. Mi sono affidato a un buon avvocato e gli ho dato carta bianca. E se per caso mio marito non paga, lei gli farà il processo? Secondo quanto dice l'avvocato, pare che si usi così. E mi farà condannare a 2 anni di reclusione? Mi creda, signora, sarei desolatissimo, ma secondo quanto dice l'avvocato... Lasci stare l'avvocato. Parliamo fra noi. Lei è convinto che sia stata una disgrazia? Che non ho investito così, per il gusto di investirlo? Non oso neanche supporlo, signora. E allora, dal momento che non c'è stato niente di grave, troviamo il modo di accontentare tutti. Ben volentieri, signora, io sono qui per questo. Anzi, se crede, possiamo salire da suo marito e da quegli altri signori. No, aspetti, parliamo fra noi, forse sarà più facile. Intendevo, su c'è tanta gente che... Vuol prendere qualche cosa? Grazie, nulla, signora. Sapesse quante me ne hanno dette? C'erano tutti con me, che non dovevo guidare, che non avevo la patente. Sono 3 mesi che faccio una vita d'inferno. Tutti a rimproverarmi. Oh, me ne dispiace, signora. Mio marito, i suoi genitori, quella vipera di mia cognata, il più accanito poi il commendatore. Ah, c'è anche un commendatore? Sì, lo zio di mio marito. Strilla. In fondo una brava persona, vero? Ma... Adesso lo vado a cercare e gli rifilo un paio di schiaffi. Oh mio Dio, tranquillo, non ti esaltare. Ma sicuro che mi esalto, sono le 5:30. Nessuno ha mai osato di agire così col commendatore Siriani. Scusi, commendatore, lei è fuori questione. Lo sgarbo, perché infatti ammetto che lo sgarbo ci sia, non è rivolto a lei, ma al dottore. Ah già, questo è vero. E tu non dici nulla. Ma cosa vuoi che dica? È lui che combina l'appuntamento, che garantisce, che assicura, e intanto con tutte le sue chiacchiere non risolve nulla. Mi scusi, dottore, io comprendo la sua irritazione, ma spero che ella non voglia insinuare che la mia opera di patrocinatore... Ma no, per carità, io non insinuo niente, ma anche lei abbia pazienza, è un benedetto uomo, esita, rimanda, perde tempo. E intanto siamo a 3 giorni dalla causa e ci facciamo prendere in giro. Sicuro, ci pigliano in giro. Poi pagherai le 150.000 lire. Poi ti manderanno in galera. E va bene, andrò in galera, andremo tutti in galera, ma almeno sarà finita una buona volta. Cosa vuoi? Cosa c'è? Niente, signor dottore. Volevo dire qualche cosa alla signora Eleonora. E beh, dilla, che cosa aspetti? Ma io non so. Avanti, parla, non fare la stupida anche tu. Che c'è? C'è che i gelati si sciolgono, signora. Cosa vuoi che ci facciamo? Lasciali sciogliere. Sì. Già, è tanto tempo che sono sui piattini. Ma allora scusate, se questo signore non viene più, invece di sprecarli è meglio che li mangiamo noi. Già, è vero. Avvocato, lei lo gradisce un gelato? Sì, visto che si sciolgono.
Annetta? Annetta, porta i gelati e anche le paste. Scusi se le faccio una domanda indiscreta. Di quelle 150.000 lire, lei ne ha proprio bisogno urgente? Oddio, bisogno urgente, potrei anche farne a meno. Bravo! Sa, il denaro fa sempre comodo. È come se avessi vinto una lotteria. Del resto non è mai imbarazzante trovare il modo di spendere del denaro. Specialmente quando si è... scusi, lei è ricco? Sì, abbastanza, ho una discreta rendita. Ecco, vede, nella disgrazia è stata una fortuna di essere capitata con lei. Fortuna? No, volevo dire che se fosse stato povero, invece così, un indennizzo ci vuole, eh? Lo riconosco subito, se non altro per principio. Giustissimo. Poi non deve fare dei complimenti, lei ha avuto delle spese, le cure, gli avvocati, è giusto che mio marito le rimborsi tutto questo. Bene. E allora, per chiudere definitivamente questo increscioso incidente, quale cifra vogliamo stabilire? 150.000 lire. Sì, questa era la cifra richiesta dall'avvocato, ma adesso, fra noi... Lo stesso, signora. Lo stesso. Ma allora lei non vuole proprio? Signora, la prego, non mi metta nella spiacevole situazione di dover entrare con lei in questi mercanteggiamenti meschini. No, ma sicuro che dobbiamo entrarci? 150.000 lire non saranno niente per lei? Ma per mio marito che dovrebbe pagarle non sono uno scherzo. Ah, capisco, mi rendo perfettamente conto della cosa. Ma che vuole, signora? La legge ha dato un valore definito alle varie parti del corpo umano. Una gamba tanto, un braccio tanto, un occhio tanto. C'è proprio una tariffa precisa, sa. Per esempio, per me, una gamba, un braccio, uno sfregio permanente, 150.000 lire. E le confesso che sono rimasto sorpreso anch'io. Non credevo di valere tanto. Abbia pazienza, ma non le sembra enorme pagare una cifra simile per così poco? Perché vuol deprezzarmi, signora? E la tariffa? Ma che tariffa? E poi non l'ha mica persa la gamba e il braccio? No, ma resterò impedito. Oh, impedito, non esageri. Quanto alla gamba, mi pare che cammini benissimo. Sì, camminare cammino, ma non posso fare alcuni movimenti. Non posso piegarla oltre un certo punto, non posso tenderla bruscamente. Per esempio, se volessi dare un calcio... E che bisogno c'è di dar calci? Ma non so, nella vita potrebbe servire. In quanto poi al braccio, pare che non potrò alzarlo oltre una certa altezza. Ecco, guardi pure, vedi? Guardi. E così. E non basta? Che bisogno c'è di alzarlo di più? Non parliamo poi di questa cicatrice che dovrò portare sulla fronte per tutta la vita. Cosa vuole che sia un piccolo segno? Capisco se fosse una donna. Non vorrà mica dirmi che anche quel segno le impedisce qualche cosa? No, spero di no. Ad ogni modo, mi deturpa. Per un attore cinematografico, per esempio, è una menomazione. Ma lei non è mica un attore cinematografico. No, ma potrei diventarlo. I casi della vita sono tanti. Perciò lei esige tutta la somma? No, signora, non la esigo. Mi spetta. E la tariffa? Vuole che le dica cosa penso? Che lei vuole approfittare della situazione. Forse era tutto calcolato, e allora... E allora mi sono fatto mettere sotto un'automobile. No, non volevo dire questo. Però bisognerà stabilire di chi è la colpa. Si fa presto dare la colpa agli automobilisti. I pedoni camminano ad occhi chiusi. Ma io non camminavo, stavo fermo. Sì? Ah, bene, stasene fermo in mezzo a una strada. Ma io non ero in mezzo alla strada, ero sul marciapiede. Ah, e si può sapere cosa faceva sul marciapiede? Che cosa facevo? Ah. Ma come lei non lo sa? E come vuole che lo sappia? Ma scusi, signora, non si è accorta di me. Di lei? E come poteva accorgermene in quel momento? No, non dico in quel momento, ma prima. Prima? Nei giorni precedenti. Era quasi un mese che stavo lì. Un mese? E cosa stava a fare? Che cosa stavo a fare? Aspettavo lei. Sì? Lei? Ma come, signora? Lei non mi ha mai visto? Io no. Tutte le mattine quando lei usciva, io ero lì. Conoscevo le sue abitudini. Casina delle Rose. Caffè con panna. Io invece prendevo una spremuta di limone. Senza zucchero. Sapevo che per tornare a casa lei prendeva sempre l'autobus. Rapido, montai prima di lei.
Caso strano, era completo. La partenza fu un po' brusca, per me deliziosa. Riuscì nel mio intento. Le cedetti il posto. Lei accettò senza ringraziarmi. Non mi guardò mai in faccia. Fu un gran giorno per me, ero felice. E quando s'affacciava alla finestra, io la salutavo. Non si è mai accorta di me. No. Mai. Che strano. E io che credevo? Sì, infatti mi ricordo che lei non mi guardava mai, ma pensavo, non mi guarda, ma certamente mi vede. E invece quel giorno, per la prima volta, mi ha guardato. Uno sguardo sereno, cordiale, invitante. Finalmente ho pensato, comincia a prendermi in considerazione. Lei si è seduta al volante, si è slanciata verso di me. Mi dispiace. Pazienza. Speravo che il nostro primo incontro potesse essere meno vivace. Sai, io sono un po' fatalista. Fin dalla prima volta che l'ho veduta ho pensato, se qualche cosa dovrà avvenire fra me e quella signora, il destino troverà certamente il modo. E infatti, mi perdoni signora se mi sono permesso di confidarle. Si immagini. È stato solo per spiegarle la ragione per cui ero lì, sul marciapiede. Capisco. Capisco. Però non erano mica malvagi questi gelati. Ah, squisiti, veramente squisiti. Le paste eccellenti. Se vogliamo salire al piano di sopra? Come crede, signora? Ma forse è inutile disturbare quei signori lassù, visto che ho avuto il piacere di parlare con lei. Ma sarebbe bene che parlasse anche con mio marito. Oh, non importa. Del resto oramai siamo perfettamente d'accordo. Basta che suo marito telefoni al mio avvocato. Per dirgli cosa? Che accetta le mie condizioni. In quanto poi al versamento della somma non c'è premura. Studieranno poi gli avvocati le modalità. Ah, ma allora? Lei insiste. Come insisto? Le vuole proprio le 150.000 lire? Si capisce? Tutte. Signora, mi pare di averglielo già detto. Ebbene, niente affatto. Dirò a mio marito di non dare neanche un soldo. Preferisco il processo. Come crede? E se i giudici mi condanneranno, pazienza. Farò i 2 anni di reclusione. Che peccato. Però devo dirle che il suo modo di agire è inqualificabile. Perché? E me lo domanda? Lei fa la corte a una signora, l'aspetta sotto le sue finestre non so per quanto tempo. Un mese. Appunto. Per fare questo le doveva avere una ragione. Un po' di ammirazione, un po' di simpatia. Oh, più che simpatia. Se me lo permette, signora, oso dire amore. Un giorno le capita un piccolo incidente, le si presenta col suo più bel sorriso, chiede 150.000 lire. Mi scusi, signora, ma non le chiedo a lei, le chiedo a suo marito. Non c'è nessuna ragione per cui io debba essere generoso verso di lui. Sì, va bene, ma almeno un po' di riguardo, un po' di gentilezza verso di me. Ma lei non c'entra, signora. Come non c'entro? L'ho investito io. Sì, d'accordo, ma il responsabile è lui. Ha la fortuna di essere suo marito. Paghi. Ah, se si trattasse solo di lei. Perché? Cosa farebbe se si trattasse di me? Mi concederebbe lo sconto del 5%. Signora, lei dimentica la mia rispettosa ammirazione. Oh, la prego, mi risparmi i suoi complimenti ipocriti. Sinceri, signora. Lo giuro, profondamente sinceri. Bel modo di fare la corte. Beh, sentiamo. Cosa farebbe se si trattasse di me? Che cosa farei? Signora, mi promette di non offendersi per la mia richiesta? No, non mi offendo. Anzi, sono curiosa di sapere quale altro ricatto ha preparato. Ricatto? L'espressione è brutta. Sì, lo so, ma non ne trovo una migliore. Sentiamo, quale sarebbe il prezzo del mercato? Un bacio. Un bacio? Sì, signora. Un bacio.
È troppo? Non capisco. È molto semplice. In riparazione di tutti i danni subiti le chiedo solamente un bacio. Un bacio? Sa che lei è un bel tipo. Me lo dicono spesso. E lei intende dire che, in caso, la questione sarebbe risolta? Definitivamente. Non si parlerebbe più del processo, di niente? Di niente. Come se nulla fosse avvenuto? Nulla. Allora, signora, lei acconsente? Però un bacio dato così, perché bisogna darlo. Ecco, signora, un bacio può essere tutto e può essere nulla. Io non pretendo tutto, ma non posso nemmeno contentarmi di nulla. Non può mica pretendere che le lo dia per amore? No, non lo pretendo, ma lo spero. Chissà cosa può nascere da un bacio. Non nascerà niente, le assicuro io che non nascerà niente. Ne è sicura? Sicurissima. Anzi, per dimostrarle quanta poca importanza io do a questo bacio, accetto. La ringrazio, signora. E allora non ci rimane che stabilire le formalità. Quali? Ma non so, per esempio il luogo dove ci daremo questo bacio. Ah, qui naturalmente, non mi muovo di casa. Va bene, qui. Il giorno, l'ora? Quando vuole, per me è indifferente. Ah, un'ultima cosa. La durata La durata? del bacio è un particolare molto importante. La durata del bacio? Naturalmente deve essere un bacio vero, un bacio che abbia una certa consistenza, una certa sostanza. E quanto dovrebbe durare, secondo lei, per avere una certa consistenza? Tempo ragionevole, almeno mezzo minuto. Va bene, mezzo minuto, dal momento che bisogna subire, chiuderò gli occhi, stringerò i denti, come se dovessi prendere la medicina. C'è altro? No, nient'altro. Allora siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Anche sul mezzo minuto? Anche. Badi, signora, che mezzo minuto sono 30 secondi. Lo so. Sa, a me piace la chiarezza. Non vorrei che dopo si cominciasse coi pentimenti. Sa, io credevo, io non sapevo. Io non capisco, che cosa vuol concludere? Niente. Ma desidero che prima di assumere l'impegno lei ne misuri tutta la portata. Ecco, guardi. Supponga che quando la lancetta di questo orologio sarà 0, cominci il nostro bacio. Stia attenta, sta per incominciare il bacio. Pronti? Via. Basta, basta, la finisca! Mancano ancora 8 secondi. Le ho detto di finirla, capito? Le proibisco di continuare. Come vuole. Però mancavano ancora 8 secondi. Impertinente, screanzato. Allora, signora, siamo d'accordo sui 30 secondi? Ma che d'accordo, si vergogni piuttosto. Mi scusi, signora. Vada via, non le pare di avermi offesa abbastanza? Ora vado da mio marito e gli racconto tutto. Va bene, glielo dica pure. Sicuro, e le farò dare la lezione che si merita. Lei non conosce mio marito. C'è poco da scherzare con lui. Ah, povera Eleonora, quante noie e quante spese. Figurati. Però io avevo detto ad Annibale di aspettare ad ordinare tutta questa roba. Ma lui niente. Sai com'è testardo. E chi poteva immaginare che poi non sarebbe venuto? Che sia lui a quest'ora. Chissà, potrebbe darsi. Annibale, presto, porta via tutta questa roba. E allora adesso che cosa gli si offre? Ma niente, cosa vuoi offrirgli? Ringrazi Dio se non lo buttiamo per le scale. Non ti esaltare, tranquillo, visto che è venuto. È meglio essere calmi, avrà certamente avuto un qualche impedimento. Ecco, si mostrino indifferenti, conversino. Non bisogna dargli l'impressione di aver atteso questo colloquio con troppa ansia. Parlino del più e del meno, Caro Tullio, pare che la questione del Nicaragua si complichi. Certo che fa un gran caldo. Oh mio Dio, che caldo! Eccessivo per la stagione, ma da un momento all'altro cambierà. Si scatenerà un temporale. Ah, sei tu? Sì, sono io. Non è mica venuto, sai, lo stiamo ancora aspettando. È venuto. È venuto? Sì, si è fermato giù, è andato via adesso. Oh, perbacco, ma perché se n'è andato? Bisogna trattenerlo. Sta fermo, lascialo andare. Come lascialo andare? Più d'un'ora che lo stiamo aspettando? Ma che ti ha detto? Racconta. Spiegati. Che m'ha detto? Insolente, sfacciato. Esige le 150.000 lire? Ma che? Si trattasse solo di quelle. Perché? Ne vuole di più. Non si tratta di denaro, c'è ben altro. Dio mio, spiegati. Beh, non è venuto? Si
Sì, papà. Vieni, vieni. È bene che senta che tu, che cosa hai osato dirmi quel delinquente. Quale delinquente? Quello della causa, del processo. Ah, l'avvocato. Ma no, ma che avvocato? Non interrompere, papà. Ma insomma, le vuole proprio tutte le 150.000 lire? Tutte, non un soldo di meno. Ma tu gli hai detto, gli hai fatto considerare. Ma sì, tempo perso, non ha voluto darmi ascolto. Parabutto ricattatore. Qui se non si arriva agli schiaffoni non si conclude nulla. Scusatemi, figlioli, io di queste cose non me ne intendo. Ma non vi pare sarebbe meglio parlarti con lui? Come con lui? Con l'investito. Ma sì, è con lui, è proprio con lui che ha parlato. Facci il piacere, Annibale, non ci interrompere. Vai ad annaffiare i fiori, tu, vai. Ma allora, come siete rimasti? Ora viene il bello. Avanti, parla, ma non vedi che siamo sulle spine? Sentite che cosa ho osato di propormi. Di rinunciare alle 150.000 lire, di ritirare la querela. Insomma, di considerare come se niente fosse avvenuto ad una condizione. Quale condizione? Un bacio. Un bacio? Un bacio? Un bacio. Sicuro, rinuncia a tutto, ma pretende un bacio. E da chi? Come da chi? Da me? E da chi vuoi che lo pretenda? Da te, forse? E perché vuole un bacio? Perché? Ah già, voi non lo sapete. Perché è un mio ammiratore. Già. Era un mese che mi faceva la corte, che mi aspettava tutto il giorno sotto le finestre. Tu naturalmente non ti eri accorto di nulla. Ma scusa, potevi anche dirmelo. Non me ne ero accorta nemmeno io. Un bacio, capite? Mi ha chiesto un bacio così, come si chiederebbe una sigaretta. Un vero mascalzone. Vedi, se io fossi in te, sai cosa farei? Sì, lo so, andresti a dargli 4 schiaffi. È il meno che potresti fare. E non è mica finita, sapete? No. Cosa c'è ancora? C'è? Sentite che sfrontatezza. Il bacio deve avere una certa durata. Sì, perché quel signore non si accontenta di un bacio qualsiasi. Lo vuole duraturo, sostanzioso. Farabutto. Beh, non ha mica torto. Gli costa 150.000 lire. Sta zitto tu, vergognati, invece di essere disgustato, indignato. Che c'entra? Io sono indignatissimo. Ma bisogna riconoscere che dal suo punto di vista... E sapete quanto dovrebbe durare, secondo lui? 30 secondi. 30 secondi. Mio Dio. 5.000 lire al secondo. Lei che ne dice, avvocato? Che è un bel prezzo. Sì. Come? No, volevo dire che giuridicamente il caso è nuovo. No, avvocato, adesso lei non incominci con una disquisizione giuridica, eh? Siamo pratici. Tu sei disposto a permettere a tua moglie di dargli questo bacio? Io? Ma neanche per sogno. E allora paga e falla finita. Paga, si fa presto a dirlo, ma non si tratta mica di un soldo, beh. E allora non c'è che affrontare il processo. Processo. Ma lei, avvocato, cosa ne dice? Oddio, dottore, indubbiamente la causa è elegante, ma non le nascondo che presenta qualche pericolo. Ma non hai provato a chiedergli almeno un piccolo ribasso? Ci ho provato, niente da fare. Ho le 150.000 lire o il bacio. Farabutto. E in caso sarebbe disposto a rinunziare a qualsiasi altro indennizzo? Ma sì, rinunciava a tutto. Canaglia. E naturalmente ritirava la querela. Insomma, una rinunzia in piena regola. Era disposto a firmare tutto quello che si voleva. Ma guarda un po' che razza di gente si deve trovare a questo mondo. Ma avete sentito? Avete sentito? Sì, abbiamo sentito. Cose dell'altro mondo. Madonna santa, chi si aspettava una cosa simile? Certo, povero Tullio, dopo tutti i guai che ha avuto, pagare 150.000 lire. E poi proprio in questo momento che... Cosa ne dici, papà? Ah, no, io non ci voglio mettere bocca. Sono cose che riguardano voi. Certo che se Grazia non avesse fatto quella sciocchezza, oggi non ci si troverebbe in questi guai. Hai ragione, la colpa è sua. Toccherebbe a lei a rimediare. Rimediare? Come rimediare? Vorresti che io? Io non ho detto nulla, ma anche quel pover'uomo. Già, in fondo un bacio. Un bacio per modo di dire. Dopotutto si tratta di un ricatto. Non è vero, avvocato? Eh sì, la figura giuridica del ricatto c'è. Se è un ricatto, deve essere più umiliato chi lo impone di chi lo subisce. Non ho ragione? Certo. E allora che bisogno hai di fare tante difficoltà? Io? Sì, capisco, non è una cosa piacevole, ma dal momento che si deve subire, cosa ne dici tu, Giovanna? Ma io non so. Se si potesse ottenere almeno una piccola riduzione. È inutile, zia. Hai sentito, no? Ha detto che non vuol calare neanche un centesimo. Ah, ma no. Volevo dire una riduzione sui 30 secondi. Sta zitta tu, non dire sciocchezze. 30 o 20 non significa nulla. Ma che se lo diano questo bacio e la facciano finita. Geltrude, ti prego. Ma sì, non fare tanto la vittima. Hai tutte le fortune. Metti sotto un uomo e ti prendi anche un bacio. Via, siamo pratici. Se io fossi in te, figliuola mia... io- Basta, zio, ho capito. Ho capito perfettamente. Grazia, che fai?
So io quello che devo fare. Risparmierai le 150.000 lire. Ma io non posso permettere Ma che... calma, calma. Non esagerare, su. Il signor Piero Gualandi? La signora Siriani? Sta tranquillo. Ma professore. Ma... Sì, sono io. Allora sta bene. Domani alle 5. A casa mia. Buongiorno. Professor Siriani? Sì? Sì? Ma il professore oggi non riceve. Arrivederla. Guardi che sono già le 4:30. perbacco. Sì, sì, adesso liquido quello lì. Ma allora, dottore, ma che si fa? Ah, sì, scusi. Beh, avanti, si sbrighi, mi dica che cos'è. Come che cos'ho? C'è questo molare che mi fa male. Le fa male? Bene, allora noi lo leviamo e così non le farà più male, eh? Signorina, i ferri. Aspetti, dottore, un momento. Guardi bene, non si potrebbe curare. Ma che curare, ma che curare? Non ho tempo da perdere io. Si leva e non se ne parla più. Avanti, apra la bocca. Aspetti un momento, io vorrei... Apra la bocca, le dico. Vedrà niente dolori. 30 secondi ed è finito. 30 secondi? Giù! Un dente di meno. Questo è l'atto di rinuncia, stillato con le dovute regole. Con quest'atto il petente si dichiara soddisfatto e tacitato per ogni richiesta presente e futura ed esonera da qualsiasi responsabilità la signora Grazia Maria Clotilde Rosalinda Marini, coniugata col dottor Tullio Siriani Casalinga. Qui c'è il certificato medico che esclude da ogni possibilità di complicazioni per le lesioni riportate dall'attore. Attore? Chi attore? Investito, il petente, in termini legali si chiama così, attore. Ma lascia andare, avvocato, questi termini legali. Il petente, l'attore, vediamo piuttosto che tutto sia in regola. Che alla fine il coso, sì, insomma, quel petente non scappi fuori con altre pretese. Escluso, assolutamente escluso. Quando avrà apposto la sua firma a questo documento, non potrà più chiedere nulla. Buongiorno, Tullio. Buongiorno, Tullio. Buongiorno. Che ore sono? Le 4:03. E a che ora è fissato il... Alle 5. Credete che sia opportuno offrirgli qualche cosa? Ma che? 4 scalassoni dovremmo offrirgli. Mio Dio, che momenti angosciosi. Ma Grazia, si può sapere dov'è E Grazia? per Bacco, se manca lei? Sarà a farsi bella per la cerimonia, visto che si deve sacrificare? Ma che bella. Ha certi nervi. E anch'io. Anch'io provo un certo non so che. Via, via, non ci pensare. Si tratta di una semplice formalità. Sì, d'accordo, d'accordo. Ma ammetterete che per un marito non è piacevole, no? Pensare che fra pochi momenti sua moglie dovrà farsi baciare da un altro. Beh, fa finta di non saperlo. Chissà quante volte è capitato. Come? Ma non dico a te, ad altri. Coraggio, figliuolo, coraggio. Piuttosto, dov'è l'attrice? L'attrice? Quale attrice? Ma sì, tua moglie. Non si dice così in termini legali, avvocato. No, commendatore, la signora è la convenuta. Beh, fa lo stesso. Noi ci ritiriamo. Ci farai poi sapere com'è andata. Addio, figliuolo. Addio, povero Tullio. Coraggio, figlio mio, non t'agitare troppo. Vedrai che tutto andrà bene. Lei viene via, avvocato? No, non ancora. Devo esporre alcune formalità all'avversario ed aspettare la firma del documento. Bravo, così gli darà un po' di coraggio. Cerchi di svagarlo, avvocato. Non dubiti, signora. Dove andate? Andiamo via, è quasi l'ora. Niente affatto. Dovete restare tutti. Come? Sicuro, tutti. C'è anche lei, avvocato, che piacere. Ma Grazia, fra pochi minuti deve arrivare quel signore. Appunto, è bene che conosca tutta la famiglia, il parentado al completo. Ma come non vorrai che... Sicuro? Avete preteso che le dia un bacio? Glielo do. Ma la presenza di tutti. Ma Grazia, ma cosa dici? Ma io tuo marito? Mio marito, i miei suoceri, gli zii, mia cognata, l'avvocato. Non è stato mica detto che la cerimonia debba svolgersi a 4 occhi? Hai ragione, sarà divertente vedere la faccia che farà. Zitto tu, che non capisci niente. Bella figura, ci faremo tutti quanti. Per carità, se mai visto che un commendatore debba assistere a certe cose. Ma Grazia, ragiona un momento. Noi non possiamo saper nulla. È una questione fra te e lui. Renditi conto della situazione. Io come marito non potrei permettere, anzi, dovrei arrabbiarmi. Non c'è niente da arrabbiarsi. Questo è un bacio giudiziario con carta da bollo. Timbri, firme e controfirme. Le 5, puntualissimo. Scusino tanto, ma se è quel signore devo farlo entrare? Certo. E fallo accomodare di là, dove ti ho detto. Va bene.
Prego, si accomodi. Prego. Scusate, ma c'è un errore. Io non vengo per il dottore, vengo per la signora. Sì, signore, si accomodi. Adesso l'avverto subito. Buongiorno. Va meglio, eh? Sì, grazie. Mi sono permessa, signora. Spero che vorrà gradirli. Grazie, molto gentile. Tullio? Il signor Gualandi, mio marito. Piacere. Fortunatissimo. Mamma, papà, zio, la madre di mio marito. Il padre di mio marito. Il fratello del padre di mio marito. La moglie del fratello del padre di mio marito. La sorella di mio marito. L'avvocato Ferrini. Piacere. Lietissimo. Fortunatissimo. Molto piacere. Il piacere è mio. Ebbene, signor Gualandi, vogliamo cominciare? Che cosa? Quello che era stato stabilito, il bacio. Il bacio? Ma non so. Forse i signori... Sono informatissimi, sono qui appunto per questo. Ah, sono qui per... E assisteranno? Certo, assisteranno. Le dispiace forse? No, no. E deve venire ancora qualcun altro? No, non credo. Avevo invitato la zia Marietta, ma avevo un impegno, non ha potuto venire. Che peccato. Io mi siederò qua, su questa poltrona. C'è tutto l'occorrente. Sembra fatta apposta, eh? Perfetto. Avvocato, vuole informare il signore sulle formalità legali? Ai suoi ordini, signora. Dunque, questo è un atto di rinuncia, redatto nelle debite forme, in virtù del quale ella si dichiara pienamente soddisfatto e tacitato per ogni pretesa e richiesta presente e futura. Se vuole leggere? Grazie, non importa. Non lo legga, se deve poi firmarlo. Mettetevi a sedere voi. Anche lei si accomodi. S'è mai visto che un commendatore... Abbi pazienza, tranquillo, è questione di un momento. Benissimo. Ho ritenuto opportuno non specificare i dettagli della transazione, dato il carattere, diciamo così, eccezionale dell'accordo, e capirà, il documento deve essere depositato alla cancelleria del tribunale. Capisco, capisco. Non ci resta allora che stabilire la procedura della piccola operazione che è oggetto della transazione. Secondo la prassi giuridica, il bacio non è considerato un oggetto di scambio, permuta, compravendita, compensazione, ma può essere considerato una libera donazione, condizionata tuttavia a determinati dati di fatto. Secondo quanto risulta dagli accordi intervenuti fra le due parti, la presente controversia si intende raggiunta integra e definitiva con la concessione di un bacio, che la convenuta si dichiara disposta a subire e la cui durata è con reciproco accordo stabilita in minuti secondi 30. Intendosi tale durata non estensibile né riducibile senza preventivo accordo esplicitamente dichiarato ed accettato dalle due parti. I signori sono d'accordo su quanto ho detto? Perfettamente. Perfettamente. Si tratta ora solamente di stabilire il modo di controllare detta durata e perciò la necessità di poter stabilire un controllo che riveste carattere di ufficialità e garanzia di esattezza. A tali requisiti risponde pienamente il segnale orario della radio. La signora è d'accordo sull'utilizzazione del segnale orario della radio per il controllo della durata? Perfettamente. Il signore è d'accordo? Perfettamente. Secondo il programma odierno, il segnale orario dovrebbe essere trasmesso alle ore 18. Adesso ci deve essere il segnale orario. Se vogliono prepararsi. Io sono pronta.
Ah, già. Il segnale orario viene dato, come loro sanno, a scalare. Meno 50, meno 40, eccetera, eccetera. Per computare i 30 secondi bisognerà considerare l'inizio al meno 30 e la fine al dan del segnale. Sono pronti? Prontissima. Bollettino meteorologico per i pescatori e per le navi di piccolo tonnellaggio. Adriatico, coste dalmate ed istriane, mare mosso. Ionio, mare poco mosso. Bisognerà aspettare qualche minuto, è inutile ascoltare le condizioni atmosferiche. Tranquillo, sta tranquillo. Già fatto? Ma che fatto? Stai sveglio, ti pare questo il momento di dormire? Pazienza. Tra pochi minuti daremo il segnale orario delle ore 18. Andate di là, fatemi il piacere, andate di là. Di là? Ma sì, bella figura ci fate ad assistere. E poi un po' di delicatezza per me, che diamine. Scusa, ma se sei stata tu che hai preteso di... Eh sì, perché volevo fargli capire che questo bacio era una semplice formalità. Ebbene, Adesso l'ha capito, inutile tutto questo pubblico. come facciamo adesso? Trovate delle scuse, ma sbrigatevi. Ma che modi sono questi? Prima ci vuole e poi ci caccia via. Mi raccomando, con naturalezza, Con naturalezza, uno alla volta, Avvocato, permette una parola? Mi dica, dottore. Ah, dobbiamo andare. Si sapeva che doveva finire così. Trasmettiamo il segnale orario delle ore 18. Coraggio, figliuolo, coraggio. Meno 50. Oh mio Dio! Aspetti, meno 30, Non dubiti. Meno 40. Meno 30. Meno 20. 30 secondi. Dio mio, come sono lunghi. Meno 10. Meno 5. 4. 3. 2. 1. Grazie, signora. Ma come? Dov'è il foglio da firmare? È là. Ah. E ora? Che cosa facciamo? Io direi di entrare. Certo, ormai tutto è finito, deve firmare il documento. Guardi, la firma è in piena regola. Di nuovo grazie, signora. Miei ossequi. Prego. Il documento è firmato. I miei rispetti, signori. Imbecille. Mi hai chiamato? Allora, ti ha... Sicuro. Ma baciata, cosa volevi che facesse? Sì, ma baciata e col documento firmato. È in regola? Ha firmato? Vediamo. Sì, ecco la firma. Mi pare sia tutto a posto. Guardi lei, avvocato. Perfetto, perfetto. Oh, finalmente, tutto è finito. Mio Dio, ti ringrazio. Mettiamoci una pietra sopra e non se ne parli più. Non se ne parli più? Niente affatto, bisogna parlarne invece. Grazie. Sicuro parlarne, voi sarete contenti, ma io no, io no. Io no! Grazie, ha ragione.
Vai a cercare quell'uomo e prendi lo schiaffo. Come? Quell'uomo ha baciato tua moglie. Se hai 4 soldi di dignità vai a schiaffeggiare. Ma cosa c'entra la dignità? Prima gli permetto di baciarla, poi lo piglio a schiaffi. Ma cosa ne dice lei, avvocato? Ecco, in linea di diritto, il bacio può essere considerato un accordo transazionale. Impertinente, screanzato. Umiliarmi così davanti a tutti. Ma cosa si crede di essere? Intelligente, originale, spiritoso? Prima si fa investire, poi minaccia un processo, poi pretende del denaro, poi un bacio. Insomma, si può sapere cosa vuole, una persecuzione la sua. È inutile che sorrida, sa? Sapesse la rabbia che mi fa. E non perché... Oh, anzi, per carità. È perché la disprezzo. Sicuro la disprezzo. Anzi, la odio. La odio, la odio. Ah, se tu fossi veramente un uomo. E va bene, sono un uomo, vendico l'offesa, lo piglio a schiaffi, lo piglio a calci, lo taglio a pezzi. Grazie. Gli ho dato la lezione che si meritava. 2 schiaffi. E volete sapere la verità? Sentiamo. Non mi ha baciato.